facciamo una bella pescatrice. Facciamo le pacche, pomodorini, olio, sale, petrusine e aglia. E vino bianco, una sfumatura. Quando partite fai sfumatura. Vedete la nostra pescatrice, guardate qua. È carne, è coniglio, guardate qua che spettacolo, è tutta carne. Ora la facciamo soffriggere. Aglio. Non mi sono fatto male ragazzi, Aglio. Pescatrice dentro. La facciamo ben rosolare. E mettiamoci solo un po' di vino bianco in modo che non la facciamo attaccare. La facciamo a bere pure vino, facciamo sfumare il vino e mettiamo i pomodorini. Mettiamoci sale a cascata, un po' di sale e una poche petrusine sempre a cascata, un po' scudate. Mettiamo sempre il copeggio sopra e li facciamo mosciare. I pezzi della pescatrice, perché voi li alziamo? Perché io a spullo che tutto quanto io metto in di pacchera e mal credo. Dobbiamo finire di fare altri 2 minuti di trasughetto. Ora dalla nostra pescatrice la mettiamo dentro. Dopo che prodotto sì, ci buttiamo sempre a cascata. È un momento bello, l'assaggi. Non so c'era già perché ci piace proprio loro. Mamma mia, che spettacolo. Guardate la pescatrice. Pescatrice per guardare nel spettacolo, però mi sono conservato 2 pezzi di pescatrice perché la pescatrice me l'ho mangiata così. Magari è carne. Magari aspettiamo la prossima puntata, io e Maurizio Costanzo un bacio. Ancora qualche minuto, guardate qua, guardate come stanno azzeccate, magari è crema. Magari è caramello. Mettiamo la nostra tartara sopra, guardate qua, perché col vapore la tartara si va a sciogliere